Ma voi vi ricordate l'Ame Ame no Mi? Il frutto del diavolo mangiato da Gaspard, il nemico del quarto film di One Piece. Adesso ne parliamo, però prima mi raccomando iscrivetevi, lasciatemi un mi piace e ditemi la vostra nei commenti. Questo è un frutto di classe Logia che significa caramella, ricorda il frutto di Katakuri ma anche quello di Perospero perché permette di manipolare un dolciume o una sostanza appiccicosa. Comunque si vede che è un Logia non canonico perché i Logia permettono di trasformarsi solo in elementi presenti in natura e le caramelle non sono presenti in natura. Comunque Gasparde, grazie a questo frutto, si può trasformare in uno sciroppo appiccicoso. Grazie all'intangibilità dei Logia può riuscire a evitare gli attacchi, può appiccicare le persone con il suo sciroppo, creare delle armi appuntite e usare l'elasticità, simile al frutto di Luffy o di Katakuri, però ha un punto debole, la farina, perché se viene colpito con la farina diventa tangibile. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.